Buon giovedì a tutti e ben ritrovati a Diffusion, il salotto di DTV, la TV digitale dell'Emilia Romagna più giovane, fresca e innovativa che c'è. Come ogni giovedì parliamo di animali con i nostri esperti e oggi in particolare parliamo di un animale che è per antonomasia il simbolo della libertà, a partire dagli indiani d'America fino ad arrivare a Marco Polo, fino ad arrivare ai grandi esploratori della storia dell'umanità. Non c'è stata scoperta che non sia stata favorita dall'uso del cavallo. E allora, sia che voi siate amanti di questo animale, che pratichiate l'ippica, sia che semplicemente siate curiosi, ascoltate quello che ci diranno oggi i nostri tre esperti, che sono un maniscalco, un medico veterinario e un allenatore. Guardate. Mi hanno detto che i cavalli vengono ferrati e ne vorrei sapere di più. Io mi chiamo Ginepri Bruno, sono 35 anni che faccio questo mestiere e praticamente è un mestiere bellissimo per chi piace, per un mestiere molto faticoso, e poi speriamo che nel futuro ci sia anche qualche giovane che possa prendere queste redini, o no? Perché però ho paura che i giovani la fatica non la vogliono fare, perché è un lavoro molto difficile questo qui da fare, è un lavoro che non è un lavoro che ci si può improvvisare, questo qui è un lavoro da tanti anni di mestiere e poi non si è mai imparato, si finisce che si va in pensione oppure da qualche altra parte, capito? C'è ancora da imparare, da scoprire tante cose, capito? E i cavalli, praticamente, i cavalli sono tutti cavalli che praticamente quando si mettono in lavoro, diciamo da 3 anni in poi, bisogna cominciare a farci le scarpine coi ferri, metterci sui ferri, fare i suoi pareggi, ha capito? Si scodella il ferro, si prepara, prima si prepara, diciamo così, dopo si prepara il piede, perché il cavallo dopo, quando comincia a lavorare da 3 anni in poi, diciamo così, non tutti, ci sono dei cavalli che cominciano, diciamo così, la sua attività agonistica prima, ci sono di quelli che la cominciano 2 anni, di quelli che la cominciano 18 mesi, specialmente i cavalli veloci da corsa, galoppatori, cavalli da reining, capito? Cavalli americani cominciano prima a fare il suo lavoro dell'attività agonistica, mentre i cavalli di sella italiano e roba così cominciano più tardi, perché abbiamo dei problemi anche di articolazione che devono essere mature, capito? Poi dopo qui comunque abbiamo una veterinaria che lei ne sa di più, può spiegare tutte le cose come sono. Allora vede, questo piede qui adesso noi l'abbiamo pareggiato, abbiamo fatto il pareggio, abbiamo fatto il suo bel piombo e adesso è già quasi pronto per la sistemazione del ferro, capito? Il ferro va adattato, diciamo va messo su, centrato bene nel piede, secondo com'è la scatola cornea del piede, cercare di metterlo su molto, diciamo molto equilibrato, e poi dopo delle volte, sa, delle volte ci si prende, delle volte no, però in maggioranza dobbiamo cercare di fare le cose un po' fatte, perché il cavallo altrimenti col ferro montato male ha dei problemi, si cammina male, si raggiunge da tutte le parti, insomma ci sono tante cosine che bisogna guardare, non è da dire che uno arriva qui, prende il ferro, taglia l'unghia e mette su, mette 4 chiodi, no, non è proprio così, capito? Ci sono delle cose abbastanza delicate da fare, capito? Quindi adesso noi abbiamo fatto il pareggio, abbiamo guardato bene, cercato che praticamente il pareggio poi sarebbe la piombo dell'angolazione del piede, e questo qui è un piede già tagliato, adesso noi mettiamo su il ferro, guardiamo che il ferro vada bene, cerchiamo che sia a posto, qui è un ferro che ha ancora da lavorare un po', cerchiamo di adattarlo il più possibile, il meglio possibile. Adesso controlliamo dalla parte davanti, adesso magari non si vede, però il ferro va sempre controllato dalla parte anteriore a vedere che sia a filo della scatola del piede, diciamo così, della muraglia. Ecco, questo qui praticamente è un ferrettino già pronto. Adesso noi prendiamo 8 chiodi
Poi cerchiamo di inchiodarlo, anche per mettere su i chiodi c'è, diciamo così, bisogna cercare, c'è la sua posizione giusta, dove si chiama linea bianca, e qui si può vedere, guardi, qui voi lo vedete bene, qui praticamente abbiamo questa linea qui, che si chiama linea bianca, e noi i chiodi devono cadere tutti dentro quella linea lì, perché altrimenti se i chiodi vanno all'interno, troppo all'interno, il cavallo si sentirebbe male, e l'esterno se è troppo inchiodato o magro, il cavallo le unghie dopo si spezzano. Cerchiamo di guardare che il ferro deve essere molto, diciamo così, simmetrico col piede, perché il piede deve avere una bella inciatura ben precisa, perché altrimenti se il piede abbiamo troppo piede da una parte, meno dall'altra, il cavallo non lavora pari. Allora invece noi se abbiamo un piede molto centrato, che diciamo così è centrato con l'osso del piede e articolazioni, il cavallo cammina molto bene, meno facile che sferi, che faccia tutte quelle cosine lì. Adesso mettiamo i chiodi, mettiamo 2 chiodi del secondo foro, poi ne mettiamo su un altro, poi dopo controlliamo che il ferro sia centrato. Ecco, qui andiamo bene, qui adesso avviciniamo i chiodi, li abbassiamo, avviciniamo la barbetta, poi adesso proseguiamo con gli altri chiodi. I chiodi ne vanno messi 4 e 4 oppure 3 e 3, dipende il cavallo in che terreno lavora, oppure il cavallo cosa deve fare, capito? Qui in questo caso qui, che sono cavalli che fanno delle escursioni, delle passeggiate, trovano i terreni, diciamo così, un cavallo in un giorno può trovare anche 10 tipi di terreno, uno diverso dall'altro camminando. Allora deve avere un ferro ben inchiodato bene, solido bene al piede. Questa è la situazione. Una volta inchiodato il cavallo in questo modo qui, adesso noi le giro il cavallo, che le faccio vedere perché altrimenti voi non vedete niente da quella parte lì. Qui ci vorrebbe, cerchiamo di girarlo, lo leghiamo dall'altra parte, poi vi faccio vedere la finitura del piede come viene, perché non va solo messi i chiodi così e poi va lasciato in quel modo lì. Adesso qui prendiamo un appoggiapiedi con gli attrezzi per ribattere i chiodi. Noi tagliamo tutte le punte, i chiodi, vedi che è stato messo il chiodo circa a 2,5 cm, 3 cm diciamo dal sedile del ferro. I chiodi bisogna cercare che siano anche tutti belli allineati, altrimenti non va bene con chiodo basso uno alto. E poi chiodo gli facciamo un piccolo scasso sotto, e poi con questo attrezzo qui che si chiama tirachiodi noi li abbassiamo tutti, che sia bello ribasso, altrimenti il cavallo, se non è il chiodo, si lascia così, appena si tocca il ferro si sfila subito immediatamente. Poi diamo una bella limata allo zoccolo che diventa bello liscio, in maniera che anche uno, non so, sfrega una mano, fa della manutenzione al cavallo, non si rovina le mani. Ecco, questo qui è un piede già finito.
che il cavallo fosse un animale robusto e un mio amico invece mi ha detto che è un animale molto delicato e così mi cade un mito. Dunque, io sono Francesca Magnani, sono medico veterinario e specialista in medicina e chirurgia del cavallo. Riguardo alla domanda, sostanzialmente è una concezione abbastanza comune quella di accomunare i bovini con i cavalli, perché sembrano animali molto simili. In realtà il bovino è un animale molto più resistente, mentre il cavallo è un animale sicuramente molto più delicato. In particolare il cavallo ha due apparati che sono molto delicati, che sono l'apparato gastroenterico, quindi parliamo di stomaco e soprattutto di intestino, e l'apparato locomotore, e quindi intendiamo le articolazioni, i muscoli, lo scheletro in generale, tutto quello che riguarda, diciamo, il movimento nel cavallo. Quindi fondamentalmente quello che nel cavallo va curato con molta attenzione sono l'alimentazione, l'esercizio fisico e la ferratura. Adesso avrete già parlato col maniscalco per quel che riguarda appunto l'attenzione alla ferratura e che cosa comporta, in più anche non solo la ferratura ma anche tutto quello che riguarda l'esercizio fisico, quindi se si esce, si fa del movimento fisico, bisogna avere molta cura di riscaldare molto bene il cavallo, raffreddare molto bene il cavallo. Se si fanno determinati tipi di, diciamo, si affrontano determinati tipi di terreni, essere attrezzati con la ferratura giusta e avere anche tutte quelle che sono le attrezzature per poter, quindi fasciature e legamenti se abbiamo dei cavalli con dei legamenti particolarmente deboli, e ferrature dedicate se abbiamo delle patologie oppure dei difetti da piombo da correggere. Per quel che riguarda l'alimentazione non c'è una regola in generale, nel senso che ogni cavallo ha un suo stile di vita, dipende anche dal tipo di attività che fa, e quindi ha un suo tipo di alimentazione. Quindi la differenza, diciamo, la quantità di fieno, la quantità di mangime che viene integrato nella sua alimentazione dipende proprio da che cosa fa. Se parliamo di un cavallo che fa salto ostacoli, fa trekking, fa il pensionato in un campo, fa la mamma fondamentalmente, quindi ogni cavallo ha la sua alimentazione. Tuttavia i cavalli sono soggetti a una patologia molto frequente che è quella della colica. Perché? Perché hanno un intestino che è veramente molto delicato, quindi se non si fa attenzione, se si esagera con le mele perché si pensa che si ha la falsa credenza che i cavalli mangino molte mele o mangino molta frutta, si può incorrere appunto in infiammazioni dell'apparato gastroenterico che sono dolorosissime, mentre per noi un banale mal di pancia è una cosa che ci risolviamo a casa con una tazza di tè, il cavallo può avere delle complicazioni perché sono molto dolorose, i cavalli cominciano a rotolarsi e all'interno del cavallo l'intestino può subire delle torsioni, quindi la situazione può complicarsi ulteriormente. Quindi una delle cose che i proprietari di cavalli sanno è che quando il cavallo comincia a guardarsi il fianco, quindi rivolgere la testa verso questa parte del cavallo o verso l'altra, comincia a sudare soprattutto nella zona del collo, oppure comincia a buttarsi giù e a rotolarsi, ma non come se si stesse pulendo, ma proprio con sintomatologia dolorosa, la prima cosa da fare è chiamare il veterinario, perché in questo caso la tempistica è fondamentale. Ci sono coliche che si risolvono nell'arco di un'oretta con un po' di antinfiammatorio e ci sono coliche che finiscono sul tavolo operatorio e con una degenza anche molto molto lunga. Quindi fondamentalmente il veterinario, quando arriva, che viene chiamato per esempio per colica, diciamo proprio la patologia più frequente, la cosa che si controlla per prima sono lo stato delle mucose, quindi la circolazione sostanzialmente, quindi si guarda il colore degli occhi, il colore delle mucose nella bocca, si prende il polso del cavallo, che si prende in un'arteria che è praticamente posta nella parte interna della mandibola, dove si sente molto bene il polso, e si valuta fondamentalmente la frequenza cardiaca e quanto questo polso è duro sostanzialmente. Dopodiché si può auscultare, se non si riesce a prendere bene il polso sulla mandibola, si può prendere questo simpatico strumento che è il fonendoscopio, che adesso è incastrato nel microfono, quindi non lo tireremo fuori. No, ce la faccio, ecco. Si prende questo simpatico strumento e si ascolta il cuore fondamentalmente, e il veterinario si fa un po' un'idea se l'intestino si sta ancora muovendo o se l'intestino è completamente fermo, quindi poi si prendono delle decisioni di base al caso che ci si presenta. Come abbiamo detto, un'altra delle patologie più frequenti riguarda l'apparato locomotore, quindi le zoppie per intenderci. Le zoppie che possono essere dovute all'anzianità, perché magari un cavallo comincia ad avere dei problemi di artrosi, quindi anche lì si parla di una ferratura particolare, oppure possono essere dovute anche a degli incidenti di percorso, un cavallo che inciampa in un campo o cose di questo tipo qua.
Anche in questo caso molto dipende dall'attività che fa il cavallo. Ci sono patologie tipiche del salto ostacoli, patologie tipiche invece che si presentano nei cavalli che fanno trekking, soprattutto perché è più frequente che magari si pestino un piede con un sasso, quindi abbiano una cosiddetta sobbattitura che non è altro che un ematoma della pianta del piede. Quindi dipende molto per quel che riguarda le zoppie proprio il tipo di cavallo. E a proposito di tipo di cavallo, anche la domanda relativa alla resistenza di questi animali è molto dipendente anche dalla razza che prendiamo in esame. In questo caso qui abbiamo un cavallo argentino che è uno dei cavalli diciamo più resistenti per quel che riguarda i cavalli da trekking. Sono cavalli che hanno delle gambe molto robuste, quindi difficilmente magari incorrono in patologie, in zoppie e cose di questo tipo. Sono cavalli che hanno un apparato digerente molto resistente, quindi difficilmente vanno in colica. Sono cavalli strutturati per il trekking, quindi hanno una schiena molto larga, sono molto resistenti, riescono a stare anche tante ore sotto esercizio. Ci sono dei cavalli invece che sono diciamo più strutturati per il salto ostacoli, quindi sono molto più alti rispetto a questo cavallo qua, anche 20 cm, e hanno magari gambe più longilinee, sono più scattanti, riescono a fare anche ovviamente fare un esercizio diverso, però sono più soggetti a patologie del piede perché perché comunque fanno esercizi completamente diversi. Quindi la resistenza del cavallo fondamentalmente dipende dalla razza che si prende in esame e dal tipo di attività che fa. Ho sempre avuto un sogno da realizzare, di fare una passeggiata a cavallo fra le colline, ma è così difficile da realizzare? Per poter partire con questo sogno è facilissimo, perché praticamente corrisponde un po' alla mia storia. Si parte dai 6 anni, consigliamo sempre di partire dai 6 anni in poi, per un fatto che il bambino, la ragazzina a cui si vuole inserire nel percorso di equitazione è un'età più specifica per poter partire con i corsi. Noi abilitiamo un po' tutte le persone adulte anche per le prime passeggiate, perché il contesto qui a Badia di Susinana ci permette appunto di poter fare passeggiate. Si fanno corsi informativi all'interno, quindi anche per tu che sei del pubblico, se vuoi informarti tramite di noi, facciamo questa cosina qui di piccole lezioni perché tieni direzione, per metterti a contatto e per le prime messe in sella appunto per metterti a contatto con la natura, che qui attorno è la cosa principale. Si fanno dei corsi informativi di circa 10 ore. Inizialmente facciamo avvicinamento da terra col cavallo, non ti mettiamo subito in sella per il semplice fatto che vogliamo che hai il contatto al massimo con il cavallo, dopodiché dopo un paio di lezioni andrai in sella. In sella ti insegniamo appunto i primi passi e cerchiamo di portarti fino al massimo di un piccolo trotto avvantaggiato. E per poterti portare oltre, per poter andare in equitazione esterna a livello di passeggiate, noi ti consigliamo di fare un altro pacchetto di 10 ore dove tu potrai approfondire appunto il galoppo, tutti gli ostacoli naturali che dopo qui ti faremo vedere all'interno del nostro campo che abbiamo creato appunto qui a Badia di Susinana. Abbiamo creato questo campo dove tu potrai trovare i piccoli ostacoli che in natura si trovano facilmente. Guardate, siamo in presenza con Matteo, un mio allievo che è qui da noi da circa 2 anni che fa lezione. Si parte appunto dai 6 anni come ha iniziato Matteo. Siamo all'interno del nostro campo di allenamento dove abbiamo ricreato appunto tutta questa parte riproduttiva che possiamo trovare all'esterno in un campo naturale che possa essere la nostra campagna limitrofe o la nostra collina. Si sta prestando a fare una piccola strettoia che può essere un piccolo sentiero o qualsiasi cosa che possa impedire al cavallo di avere difficoltà a passare. Dopodiché abbiamo ricreato questo slalom che possono essere alberi. Dovete capire che tutto quello che è qui all'interno abbiamo cercato di ricreare appunto la nostra collina qui all'interno. Adesso si appresta a fare questo piccolo slalom. Matteo ha già un'ottima setta a livello di equitazione. Poi si appresterà a fare il fiore che può essere appunto un ostacolo naturale dove ci dobbiamo girare intorno. Il tutto per i bambini, questo deve essere un gioco e un divertimento. Come sono partito io da piccolo, sui 6 anni, per noi io spunto molto che il ragazzo, il bambino si possa divertire. Non con questo, non può fare anche gli adulti questa cosa qui. Adesso si appresta appunto a fare il nostro fiore, che è un piccolo ostacolo dove i ragazzi faranno all'interno il giro attorno al barile. E poi abbiamo il famoso ponte, che in natura si può trovare tranquillamente per attraversare piccoli
piccoli fiumiciattoli. Ecco, l'assetto è perfetto. Matteo è un ragazzo molto molto dotato per l'equitazione. Questo è il quanto per i ragazzi, che non, per questo non si può partire anche a una certa età, diciamo. Partiamo dai 6 e non c'è limite di età. Certamente che più va avanti l'età e più cerchiamo di abituarci alla persona che siamo noi e il limite che abbiamo per poter fare equitazione. Mentre adesso abbiamo Guido, un altro ragazzo che è nato con me sempre a livello di equitazione, ci farà vedere un piccolo assaggio di trotto e di galoppina all'interno del nostro tondino. Quando sei pronto, Guido, puoi venire. Anche lui ha fatto la scuola qui da me, io posso fare la messa in sella perché sono autorizzato appunto per la messa in sella. Ok, Guido, grazie, appena puoi venire. Ok, anche Guido ha un buon assetto, si appresta a venire all'interno del nostro tondino. Diciamo che qui siamo già a un livello abbastanza avanzato di equitazione. Ciao Guido, prego. Ok, quando vuoi Guido puoi far vedere un po' di trotto dalla mano. Ok. Questa è la parte del trottino. Dopodiché, quando è pronto Guido, farà un accenno di galoppino per poter far vedere appunto. Ok. Quando ti senti pronto Guido puoi provare. Ok, questo è il galoppino che noi portiamo a un secondo livello avanzato. La cavalla è una sella italiana, è già una cavallina appunto per la monta all'inglese. Perfetto. Questo è il quanto. Quando riusciamo a fare un livello superiore di equitazione a livello di seconda lezione, che noi proponiamo appunto questo pacchettino per la seconda lezione, portiamo avanti sia il trottino che il galoppino. Bene, grazie Guido, vi saluto in compagnia di Guido. E se avete delle domande da fare siamo qui a vostra disposizione. Ciao a tutti e grazie. E anche per oggi Diffusion si chiude qui. Avete visto quante cose si scoprono anche su un animale sul quale molte volte pensiamo già di sapere tutto. Come dicevo, oggi Diffusion si chiude qui, ma ricordatevi che se avete delle domande da fare ai nostri esperti di animali potete inviare un'email o un videomessaggio all'indirizzo programmi@di-tv.net. Io vi do appuntamento a domani. Domani è venerdì, noi siamo quelli della febbre del venerdì sera con il nostro Diffusion Night, quindi non perdete l'appuntamento d'altra volta di Cesenatico. A domani, ciao!